L'epidemia del batterio killer è partita dalla Germania. Il caso del turista tedesco segnalato ieri in Italia sarebbe un falso allarme e la Coldiretti manda in un messaggio rassicurante contro la psicosi batterio. Sentiamo Rita Cavallo. La situazione resta preoccupante per tutto il nord della Germania. Le indagini sulla possibile causa dell'epidemia che ha già ucciso 19 persone si sono ristrette intorno ad un ristorante di Lubecca. 17 persone contaminate avrebbero mangiato lì. Si indaga anche su una cooperativa ortofrutticola, ma il problema sembrerebbe legato agli imballaggi e alla cattiva conservazione degli alimenti. Intanto in Germania resta critica la situazione sanitaria. Gli ospedali hanno fatto appello ai cittadini perché donino il sangue. Scagionati dunque cetrioli e altri ortaggi, la crisi comunque nel mercato ortofrutticolo, anche italiano, si è fatta sentire. La Coldiretti denuncia danni per 25 milioni di euro a fronte di una produzione che, anche le autorità sanitarie lo ribadiscono, è sicura e controllata. E fra folklore e speranze ha organizzato una manifestazione per dimostrarlo. Noi siamo vicini agli agricoltori, siamo vicini a chi oggi sta perdendo, penso all'agricoltura del Veneto, circa 600.000 euro al giorno perché questi prodotti non hanno più mercato. La paura in fondo c'è, come il calo delle vendite, ma i consumatori italiani non vogliono cedere ai facili allarmismi o abbandonare le loro abitudini. Evito tutto quello che è crudo, come ho sentito, quindi insalata, cetrioli, finocchi, tutte cose crude. Evito proprio. Secondo me non è questione di cetrioli, non so quale sia la vera questione, non mi voglio far allarmare da nessuno e da niente, io continuo la mia vita normale, mangio sempre quello che mangiavo sempre e non mi interessa.